Un saluto a tutti gli ascoltatori della Web TV Esplore Ama. Stiamo trasmettendo come di consueto dal Record Space di Citafiera e siamo ad una nuova puntata, ad un nuovo appuntamento con A Tu per Tu. Oggi parleremo di musica, parleremo di bella musica, parleremo della presentazione di un disco molto importante e soprattutto di un artista che io ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buongiorno ad Angelo Buongiorno Commisso. a voi, grazie per l'invito, grazie. Angelo è pianista, compositore, arrangiatore friulano, si è esibito in importantissimi festival jazz in tutta Europa ed anche all'estero e fra l'altro collabora con musicisti di fama internazionale quali Gianluigi Trovesi, Francesco Bearzatti, Michael Goodard, Kyle Gregory, David Jarre, ma questi sono solo alcuni, ce ne sono veramente tantissimi. E proprio perché c'è tantissimo da dire su di lui, sulla sua persona e sul suo percorso artistico. Angelo, parlaci un po' di te, prima di entrare nel vivo della nostra intervista. Oddio, da dove parto? Allora, innanzitutto parto io da una domanda molto semplice. Tu diciamo che vieni dal conservatorio. Sì. Ecco, quindi hai fatto il tuo percorso in conservatorio, poi hai iniziato a fare la tua carriera, a costruirti la tua carriera. Diciamo che io ho fatto, compositore. Ho fatto tutti gli accademici studi del conservatorio, il conservatorio a Venezia, il Benedetto Marcello, diversi anni fa, non dico quanti anni fa, e poi ho sempre avuto nel contempo, insomma, frequentavo già da studente, frequentavo comunque già gli ambienti così della musica improvvisata, della musica jazz, insomma ho sempre, diciamo, ho incominciato a suonare all'epoca insomma anche questo tipo di musica e poi piano piano mi è rimasta la passione, l'attrazione per questo tipo di musica. Quindi la tua anima è proprio jazz? Sì, diciamo che io amo anche molto la musica classica, questo ci tengo a dirlo anche perché è stata un po' la musica classica a darmi tutto il bagaglio culturale, tecnico, armonico, io parlo anche per lo strumento che suono, il pianoforte. Che dire, quindi sono innamorato della musica classica ma sempre con un opero nell'altro versante, della musica, non direi propriamente jazz, inteso come jazz americano, diciamo così, nella musica di improvvisazione, nel jazz tra virgolette europeo, adesso c'è questa scuola un po' del jazz europeo da molti anni ormai, diciamo sono più lì, ecco, senza disdegnare ovviamente i mostri sacri di questo tipo di musica, insomma. Ecco, in dicembre è stato presentato in occasione di Udine Jazz Winter il tuo disco Numen ed è proprio a proposito di questo che ci piacerebbe sapere il significato del nome di questo disco e che segna un ulteriore passo nella tua carriera compositiva, cioè diciamo che è uno step un po' più avanti rispetto a quello che hai fatto. Il significato di questo nome? Beh, Numen, il CD appunto si intitola Numen ed è un termine latino, dalla lingua latina, e significa sacro. Sacro inteso come lo intendevano gli antichi latini, infatti, gli antichi, che non era il sacro in senso religioso o prestabilito da una determinata religione istituzionalizzata, no? Come potrebbe essere il cristianesimo, l'ebraismo, eccetera, eccetera. No, il sacro è, per gli antichi latini, tutto ciò che ha un mistero, tutto ciò che può avere un mistero e ricoprire anche una certa, così, un'immagine un po' magica. Il sacro può essere appunto un bosco dove dentro succedono delle cose. Un sacro potrebbe essere il primo bacio che tu dai alla tua donna amata, potrebbe essere un luogo che ognuno di noi ha nel proprio cuore, no? È sacro quel posto, no? Ognuno di noi ce l'ha. Diciamo che poi la sacralità è soggettiva, come benissimo hai spiegato tu, perché questo è un concetto molto bello. Ognuno di noi può vedere del sacro in un gesto quotidiano, in una bella parola, in un posto, che ne so, in un prato, in un bosco, in un fiore,
che dà questo senso proprio di sacralità e ci riempie l'anima e ci riempie il cuore. Attenzione, vorrei anche dire, sì, non per adesso salire in cattedra, ma il sacro poi ha anche un aspetto negativo, attenzione, il sacro non è tutto bello, magico, buono, positivo. Il sacro è anche l'aspetto dionisiaco, demoniaco, può avere le nostre zone d'ombra, perché abbiamo tutti dei raggi di sole, ma abbiamo anche delle zone d'ombra, siamo umani, insomma, le nostre tristezze, anche se vuoi le nostre rabbie, ire, represse. Il sacro è anche questo. Per gli antichi la battaglia era, non me lo auspico ora ovviamente, ma le antiche battaglie erano dei luoghi sacri, erano degli eventi sacri. Quindi c'è questo aspetto anche. In questo tuo disco ci hai messo dentro tutti gli aspetti di questo discorso. Sì, ho tentato, insomma. Ci ho provato. Dopo sentiremo come e come sei stato. Se ci sono riuscito, tanto meglio. Sei stato bravo. E questo disco è nato durante il primo lockdown. Sì. Quali sono le suggestioni, i punti di forza di questo album? Che tra l'altro guarda con molta poesia alla melodia, che spesso oggi è trascurata in favore di questi sperimentalismi vari e spezzosettici. Noi sentiamo musiche di tutti i tipi, siamo trascinati e condotti da musiche, posso dirlo, posso permettermi, da profana che ama la musica, alla quale piace la musica, ho studiato il mio tempo anch'io musica, però ci si viene trascinati da queste che non possono neanche definirsi melodie, questi rumori, questi suoni, queste cose così particolari. Ecco, qual è la differenza e come ci si muove in quest'ambito? Beh, diciamo, ecco, consapevolmente ho voluto scrivere i brani, insomma la musica che è stata registrata in questo disco, proprio con l'intento proprio di riportare un po' al senso melodico, alla melodia, cioè il poter ascoltare il disco e poterla, diciamo, volgarmente, ma neanche tanto volgarmente, il poterlo fischiettare in bicicletta dopo aver sentito il brano, a mo' di canzone, le vecchie canzoni. Questo secondo me è il grande risultato dei brani, sì. Cioè i brani che ti restano dentro, noi possiamo sentire milioni di brani, migliaia di brani, però ci sono delle melodie che sono immortali, che ci ronzano nella testa anche a distanza di anni, di secoli. Sì, beh, ecco, le melodie immortali della musica classica, ma anche le melodie della pop music, quelle che ti rimangono, Let It Be, Yesterday, queste cose sono intramontabili. Perché? Perché sono belle e sono semplici melodie. Ma semplicità non vuol dire essere inferiori, anzi. No, nella maniera più assoluta. Forse bisognerebbe ritornare un po' alla semplicità, tutti noi. Ma non solo in musica, parlo in generale. In generale, nella vita, nei rapporti umani, bisognerebbe essere più semplici. Un mio amico simpaticamente mi dice sempre, ogni volta che ci incontriamo, mi dice che la vita alla fine è più semplice di quello che sembra. Siamo noi che ce la creiamo. Parlo per me, poi magari. Non parli solo per te, perché io sfido chiunque che in questo momento ci sta seguendo nella sua vita non abbia avuto almeno qualche momento dove è stato lì a pensare, a ripensare, a farsi 1000 film su cose che poi ti guardi indietro e dici ma perché? Cioè dov'era il problema? Sì, e io lo vedevo così grande, lo vedevo così, no? E poi ci si ritrova invece a pensare ma non è così, era una cosa. Ecco, questi sono messaggi molto importanti che dati da un musicista, da un compositore, da una persona che comunque ha una sensibilità, perché comunque i creativi, e non parlo solo dei musicisti, ma certo, tutti i creativi, chi dipinge, chi recita, i registi, gli attori, gli scrittori, i graphic designer, anche un insegnante, tutte le persone che hanno dentro la creatività riescono ad avere una sensibilità che è un po' al di sopra, forse perché vedono le cose un po' oltre rispetto a chi si ferma ed è più quadrato, più. Magari le vedono un po' da altre prospettive. Ecco, che alle volte non è male. No, non è male, ma alle volte potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio, perché vero. guardandole da un'altra parte. In entrambi i casi. Come si dice?
rimani un po' disorientato e potrebbe anche, come dice il sacro, potrebbe anche farti male. È vero. Non è sempre... Cioè la doppia faccia, no? L'equilibrio è difficile. È vero. Allora, raccontaci un po' di come è andata più o meno un mese fa la presentazione, questa serata ad Udine Jazz. Come è stato accolto il tuo... No, guarda, io sono sincero. Devo dire il trio, il nostro concerto è stato veramente apprezzato e tra l'altro voglio ringraziare ancora Giancarlo Velisic, semmai guarderà questa trasmissione. Insomma, lo taggeremo, lo costringiamo Giancarlo a guardare. Velisic, che appunto è l'organizzatore di Certo. Udine Jazz e questa edizione Udine Jazz Winter. Noi abbiamo presentato il nostro disco, è stato molto apprezzato, anzi ho avuto dei feedback, si dice, no? Dei riscontri a posteriori notevoli, addirittura, non posso dire oltre perché sennò, comunque un gran bel risultato, ma anche tutta l'operazione, sia il concerto, sia le recensioni che sono venute fuori sui vari giornali, bene, sono più che soddisfatto. Allora, questo disco è registrato da Arte Suono di Stefano Amerio, tra l'altro un ambiente che tu conosci molto bene ed è un'eccellenza delle produzioni audio certo, qui. Assolutamente. Da qui una digressione sullo stato della musica in regione. Oddio, che domanda difficile. Lo stato della musica in regione, qua siamo in Friuli Venezia Giulia, diciamo, tra l'altro noi pulluliamo di artisti perché ma infatti, in un anno di web e tv posso solo dire quello che io ho intervistato. Diciamo che è una regione comunque dove c'è appunto un bell'humus creativo in vari generi, dal rock alla musica classica, al jazz, alla sperimentazione, all'elettronica. Ogni campo, diciamo, è ben coperto da varie eccellenze, da bravi musicisti che ci sono. Tra l'altro devo dire, girando anche molto l'Italia, il Friuli non ha nulla da invidiare ad altre regioni, sia come appunto numero di musicisti, ma come eventi anche, sì. I vari festival che si vedono d'estate, lasciamo stare quest'ultimo periodo, vabbè. Questo è un periodo penso per tutti da dimenticare, speriamo piano piano di uscirne. Dai vari Trieste Love Jazz, a Udine Jazz, non so, Musica Senza Frontiere, a Mittelfest di Cividà, è pieno, musica in villa, è pieno, cioè come si può dire, la proposta che un regionale ha qui è alta. E questo è molto alta. importante. Se poi non so il pubblico quanta gente ci va o non ci va, però... No, diciamo che ai tempi in cui si poteva erano tutti concerti, realtà, eventi che erano molto frequentati, perché come dici tu, la nostra regione non manca assolutamente in questo senso di nulla. Ovviamente lo stop che è stato imposto a tutti per ovvi motivi, per carità, su questo non c'è da discutere, però certamente ha cambiato un po' gli assi, no? Nel senso che prima per noi era all'ordine del giorno, ci piaceva un concerto, ci andavamo, punto, adesso bisogna rispettare un sacco di situazioni, diktat e tutto un sacco di cose che ovviamente creano dei disagi, questo è pacifico. Speriamo di poterne uscire quanto prima e che insomma sta maledetta cosa, per parlare di cose brutte, però dai, arretri più al più ce la presto. Faremo, io sono abbastanza ottimista e quindi ne andiamo fuori. A proposito di ce la faremo, Angelo, no, non ti spaventare, è una domanda semplicissima. Ecco, un artista, un creativo, un musicista, un compositore come te, che cosa ha in cantiere dopo questo disco? Cosa ci preparerai di bello? Intanto bisogna un po' portare in giro questo disco con ovviamente i concerti con la promozione live. Di questo. Poi ho altri 2 bei progetti, addirittura con l'organo di chiesa, proprio l'organo ecclesiastico, elettronica e tromba. È una specie di Kyrie, insomma, dedicato agli immigrati, a questo problema, eccetera, eccetera, ma non posso dire tanto. E poi un altro ancora, sempre con dei gruppi un po' più complessi, un quartetto d'archi, eccetera, eccetera. Però, insomma, adesso come adesso bisogna portare in giro. Ecco, allora, a proposito della promozione del disco, chi ci ascolta
che sicuramente avrà piacere di poterlo ascoltare, sentire, scaricare. Dove si trova il disco? Dove si può... Beh, si trova ormai... Tu naturalmente hai il tuo sito, no? Sì, 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 Tuo sito ma internet. lo si trova ormai su tutte le piattaforme digitali che ormai, non so, iTunes, cos'è quell'altro? Spotify. Ormai si trova lì perché in negozio, mi dispiace fare questo discorso, ma ormai in negozio Diciamo che ormai si viaggia in digitale. non si vende più, cioè o il disco lo vendi al concerto, dopo il concerto C'è il il disco. pubblico è caldo e ti E allora compra anche vai. il disco. Ma andare in negozio, quello che era una volta il negozio dei dischi. È vero, i mi tempi dei dispiace. vinili, Sì. i nostri tempi dei vinili. A me dispiace molto questa cosa, però la realtà è questa. Ormai in piattaforme digitali o al limite mi scrivete al mio sito e cercherò di spedirvi il disco se proprio non riuscite a trovarlo, insomma. E se no, quando sarà il momento, quando ci sarà il calendario, andrete a sentire i concerti, avrete la possibilità speriamo. di prendere il disco. In alternativa vi ricordiamo che potete scaricare Numen sia su Spotify, su iTunes e su tutte le piattaforme che in questo momento danno questo tipo di servizio. Sì, sì. Io ringrazio tantissimo Angelo Grazie a Commisso voi. che è stato Grazie qua mille. con noi. Alla prossima, spero. E alla prossima, sicuramente sarà per noi un piacere di averti qui con noi, magari Grazie con mille. qualche bella novità. Ringraziamo i nostri ascoltatori che sempre più numerosi ci seguono e questa per noi è una grande soddisfazione. E vi ricordo che stiamo trasmettendo da Record Space di Citafiera sulla web TV Esplora e Ama. Auguro a tutti un buon pomeriggio e un buon proseguimento di giornata. Grazie. Salve.